Ciao a tutti amici di Matto Scacco, bentrovati. Quest'oggi vi mostrerò una partita molto bella giocata qualche giorno fa all'interno di uno dei tornei più famosi al mondo, il Qatar Masters, una sorta di Wimbledon degli scacchi dove i giocatori più quotati nel livello internazionale sono stati invitati per confrontarsi in questa competizione. Il bianco è un grande maestro rumeno molto famoso in Romania, ma anche per i suoi spunti teorici sull'apertura Alapin, ossia il grande maestro Parligras Mirsha, con 2560 punti, ex grande maestro del club dei 2600. Il suo avversario è un giovane, e chiaramente sappiamo che i giovani sono molto promettenti, sono molto difficili da affrontare proprio perché spesso hanno un elo sottostimato. Il suo avversario è un candidato maestro con un elo di 2250 punti. Candidato maestro fine è una categoria che si raggiunge nel momento in cui hai 2200 punti. La differenza elo tra i due giocatori è di circa 350 punti e vediamo un po' che cosa è accaduto. D4 per il bianco, cavallo F6, pedone C4, e fino a qui tutto abbastanza normale, entrambi i giocatori stanno cercando di capire quale sarà l'apertura che affronteranno e dopo C5, spinta in avanti, spinta centrale in D5, il nero decide di continuare con E6 e quindi siamo nel pieno dell'apertura Benoni. Personalmente considero l'apertura Benoni difficilissima da giocare proprio perché il nero resta sempre con questo pedone D6 che durante il corso della partita potrebbe essere un problema. In tutte le aperture dove il bianco affronta la Benoni, il bianco cerca sempre di prendere di mira questo pedone. Chiaramente quelle due frecce che ho appena colorato sono soltanto alcune delle idee possibili. Chiaramente non c'è alcuna fretta di attaccare questo pedone quanto prima. Cavallo F3, pedone G6, cavallo D2, mossa particolare, e l'idea è chiara: il cavallo vuole attaccare il pedone D6 da C4 e più avanti sarà aiutato dal suo compagno, dal suo collega cavallo C3, che anche lui in B5 potrebbe dare noia, e come annunciato la presenza dell'alfiere in F4 potrebbe cercare di mettere sotto pressione quel pedone. La partita prosegue in questo modo: pedone 4 a rocco corto, alfiere 2, torre 8. Torre 8 tipica della Benoni, mossa che cerca di coordinare rapidamente i propri pezzi sul punto E4, semplicemente per evitare, o comunque sia per rendere più difficile al bianco la manovra col suo cavallo. In caso di cavallo C4 sono il nero, mi zampo questo pedone centrale, sappiamo che i pedoni centrali sono fortissimi e quindi catturato questo pedone centrale il bianco probabilmente non avrebbe abbastanza compenso per il sacrificio. In partita, dopo torre 8, il grande maestro Pardigras ha continuato con Arrocco, cavallo di 7, pedone A4. Anche questa è una mossa tipica dell'apertura perché il pedone in A4 si trova in una posizione comoda perché vuole evitare che il nero possa giocare B5. La spinta in B5 per il nero vorrebbe dire creazione di tattica, cercare di dare fastidio sul lato di donna attraverso la spinta e la presa di spazio sul lato di donna. Quindi A4 cerca di arginare questo controgioco. Dicevo prima che dal mio punto di vista la Benoni è un'apertura così difficile perché non è chiaro come il nero debba coordinare i pezzi. Ci sono delle aperture dove un giocatore durante il corso della partita ha sempre 2-3 piani possibili. Nella Benoni probabilmente ne ha uno, forse due, però sicuramente non ne ha tre. A ogni struttura pedonale che si affronta corrisponde uno sviluppo, quindi probabilmente con questa struttura pedonale, un pedone in, allora, vediamo se riesco a colorare, comunque con un pedone in A4, D5 e 4, il piano di giocare a 6B5 è molto difficile da realizzare e quando abbiamo sviluppato il cavallo in D7 probabilmente lo mettiamo da parte e quindi cerchiamo altre idee. Cavallo E5, mossa che vuole provocare una spinta in F4. La mossa istintiva potrebbe essere F4, il di gioco F4, ma l'idea di un cavallo in E5 è provocare questa spinta per poi saltare in G4, puntando l'occupazione della casa E3, casa debole, che in questo momento vorrebbe dire scacco, o meglio attacco doppio. In partita, dopo cavallo E5, il grande maestro rumeno mi ha sorpreso perché qui ha giocato cavallo B1.
Guardate che curiosa, il cavallo inizia la sua partita in G1 e dopo qualche mossa in medio gioco si trova esattamente dall'altra parte. Sembrerebbe una sorta di quiz, un rompicapo. Cerchiamo di trovare la manovra per cui scambieremo la posizione iniziale di un cavallo da un lato all'altro. Bene, attraverso questa sequenza il bianco ci è riuscito. La sua idea, ops, la sua idea probabilmente è quella di puntare all'occupazione di questa casa, ma non è facile capire queste idee. E anche questa cavallo B1, come vi dicevo, non mi sembra una mossa naturale, mi sembra molto difficile da capire. Il nero non si tira indietro, pedone C4. È vero che possiamo scacciare il cavallo con F4, però aggiungo che da nero potrei anche considerare cavallo D3, sacrificando un pedone per aprire il centro e ritrovarmi con un alfiere che sulle case chiare potrebbe dire la sua. Ho dato un pedone, però a cambio ho la coppia degli alfieri, la famosa coppia degli alfieri con centro aperto, quindi pericolo per il bianco. Ovviamente dopo F4 potrei utilizzare l'idea precedente, saltare in G4, perché potrei saltare in G4, lui mi cattura e dal nulla questa coordinazione è parecchio fastidiosa. In partita è andata così: pedone C4, cavallo A3, alfiere D7, alfiere F4. Donna E7, rafforzando il controllo sulla casa E5, il cavallo in E5 adesso ha un ruolo fondamentale, blocca il centro della scacchiera, blocca il centro del bianco e ovviamente fissa un pedone in C4 che si trova abbastanza bene. Torre 1, torre C8, pedone H3 e a questo punto cavallo H5. È il momento di dire la nostra dal punto di vista del nero anche con quest'alfiere. Il cavallo in H5 guadagna una mossa importante contro quest'alfiere che si nasconde in H2 e quindi arriva a donna H4. Analizziamo che cosa abbiamo di fronte. Abbiamo giocato soltanto 17 mosse e qui sembrerebbe che chi ha acquisito un vantaggio sia sicuramente il nero. Come vedete il nero ha tutti i pezzi che bene o male giocano tra di loro, comunque sia ci sono tante piccole coordinazioni all'interno della scacchiera. Questi due punti che ho colorato danno al bianco uno svantaggio di spazio. Detto meglio, il nero ha un vantaggio di spazio perché ha superato la metà scacchiera con due pezzi, un pedone e chiaramente la donna. Quali sono queste coordinazioni di cui parlavo poco fa? La donna con il cavallo probabilmente hanno un forte controllo sulla casa F4, ci sono delle coordinazioni, come vedete 3 pezzi neri puntano questa casa, la torre in C8 in coordinazione con la torre ha il controllo totale dell'ottava traversa ma anche quella di giocare sulla colonna C. La partita continua, cavallo B5 all'attacco, cercando di pressare quella debolezza di cui ho parlato proprio all'inizio. Alfiere cattura, pedone cattura e dopo cavallo F4, alfiere G3 intermedia. Donna F6, mantenendo un controllo sulle case nere, il pedone in A7 non è difeso da nessuno e dopo questa sequenza il bianco decide che è in grado di catturarlo. Catturare in A7 sembra essere un problema perché il bianco ha catturato un pedone ed è pronto a catturarne un altro. Se riuscisse a eliminare questo pedone B, si ritroverebbe con un pedone stesso della colonna B pronto a promuovere, quindi questo potrebbe essere un problema. Il nero in realtà ha una coordinazione sulle case nere. Ok, ho colorato di verde, però vi assicuro che questa coordinazione sulle case nere esiste attraverso la creazione della famosa batteria. La batteria donna alfiere sulla diagonale. Cavallo D3, guadagno un tempo, attacco torre, attacco pedone, quindi torre F1 per difendere e adesso alfiere per C3, scelta molto impegnativa. Se alfiere E5, la minaccia di matto esiste, però la reazione G3 non piaceva al giocatore, al giovane Tan, 2250 punti, non gli piaceva questa sequenza, perché la donna dovrà andare via, non può catturare in E4 perché c'è ancora questo cavallo e probabilmente dopo F4 o magari alfiere F3 ha considerato che il bianco riesce a spingere i pezzi del nero indietro. Questo alfiere lo nascondiamo in G2 e siamo pronti a spingere in F4. Quindi scelta molto impegnativa, lui sposta la torre, alfiere per C3.
Scelta pratica, impegnativa ma pratica. Do il mio fortissimo alfiere di fianchetto per rifarmi sul pedone centrale. Ci sono temi tattici? Sì, ce ne sono parecchi. Il primo, la cattura, semplice, questo è un tema facile da controllare. Il secondo, meno evidente, potrebbe essere cavallo F4 in coordinazione con la donna. La partita è proseguita in questo modo. Donna per C3, il pedone B libero si è creato per il bianco, Parligras contento è riuscito ad avere un pedone libero, ma il nero ha un pedone molto pericoloso perché già sostenuto dalla torre e sostenuto nella casa di promozione dal cavallo. La partita continua esattamente in questo modo. Il binario vuole lo scenario che stiamo affrontando, stiamo vedendo, è proprio questo. Entrambi i giocatori investono la propria energia, risorsa, coordinazione su quel pedone libero e vediamo un po' chi riesce a spuntarla. La partita prosegue in questo modo, quindi torre B8, ti attacco il pedone, la donna ricattura, perché su torre per C4 che eliminerebbe nell'immediato il pedone C, non resta altro al nero che giocare una semplice e silenziosa cavallo B2, doppio, e a quel punto la partita sarebbe molto compromessa. Donna per B6, torre C6 intermedia, donna D4, torre per D6. Se il pedone B non ha avuto fortuna, cerchiamo da bianco di creare un pedone D, magari sarà più fortunato. La partita prosegue proprio in questo modo e dopo donna F3 che sostiene il pedone è il momento di giocare qualche risorsa tattica. Cavallo per F2, boom! Tan, giocatore con 2250 punti, sorprende il bianco perché la tattica che si sta creando è la seguente. Se torre cattura, riprendo, se donna riprende, scacco, sfrutto l'inchiodatura, la donna non può intervenire in difesa, il re bianco perde il contatto con la torre, purtroppo è andata. Tornando in partita, dopo torre per D6, torre B2 e su cavallo per F2 e non resta che spostare il re. Donna E5, minaccio la torre, minaccio il re e a questo punto non resta altro che arrendersi. In realtà la partita potrebbe proseguire, ad esempio con donna G3, però a questo punto il bianco perde perché c'è una piccola tattica che vi invito a trovare. In questa posizione vince il nero. Se trovate la soluzione scrivetela pure nei commenti, altrimenti la scriverò io tra qualche settimana. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Vediamo dunque che cosa è successo. D4, cavallo F6, C4, C5, D5 e 6. Nella mia carriera non ho mai vinto una partita con la Benoni e semplicemente per questo motivo ho smesso di giocarla, di approfondirla, perché ritengo, come dicevo prima, un'apertura molto difficile proprio per questa perdita di spazio iniziale. Cavallo F3, pedone G6, cavallo D2, iniziando delle manovre possibili, forse improbabili all'inizio della partita, dove il bianco cerca di portare il suo cavallo in C4, il nero lo impedisce con il suo cavallo in E5 e quindi dopo cavallo B1 questa posizione simpatica che poi con il senno di poi abbiamo visto essere un qualcosa di molto difficile. La partita continua, pedone C4, cavallo A3, alfiere D7, alfiere F4, tutto verso quella casa centrale. H3, cavallo H5, donna H4, qui già la fotografia parziale dice qualcosa è andato storto, il nero sta meglio. Cavallo B5, fiere cattura, pedone cattura, cavallo F4. I pezzi del nero sono pronti a creare degli avamposti molto fastidiosi nella casa D3. Quindi alfiere G3 intermedia, semplificazione, e dopo donna cattura, torre per A7 e cavallo D3. Questa probabilmente è la mossa che potrebbe essere sfuggita al bianco, anche se poi sembra che il nero stia seguendo una logica, sembra tutto molto lineare. Dunque, cavallo D3, torre F1 e adesso alfiere per C3. Do il fortissimo alfiere di fianchetto per ottenere una posizione dove entrambi avremo un pedone libero. Donna D4, alfiere G4, torre B8, ti cambio le torri, tu non sei d'accordo, elimino il pedone e dopo torre C6 la posizione che si ottiene è questa. Il colpo tattico del giovane Tan è cavallo per F2 e dopo donna scacco non resta che arrendersi. Il quiz del video, dopo donna G3, come prosegue il nero? Ciao a tutti e alla prossima!